In assenza del porto sventrato dalla mareggiata, cosa si può fare per difendere il litorale e le attività presenti? È la domanda che si pongono le amministrazioni di Rapallo e Santa Margherita Ligure, le cui difese a mare sono venute meno dopo i danni della scorsa settimana. Soprattutto in caso di allerta per maltempo o per nuove mareggiate, il pericolo è serio per chi vive o lavora a ridosso del lungomare. A Rapallo domani a mezzogiorno è prevista una prima riunione tecnica per studiare un eventuale piano di evacuazione dei locali più esposti. A riunirsi un gruppo di lavoro creato apposta per redigere un piano di emergenza. Se ne sta parlando anche a Santa Margherita Ligure. Il sindaco ha spiegato che tra oggi pomeriggio e domani ci sarà un tavolo per affrontare la questione. Il provvedimento potrebbe riguardare soprattutto Ghiaia, dove si trovano una decina di ristoranti e altre attività. Cambiando fronte, la Capitaneria di Porto è al lavoro per aiutare gli abitanti di Portofino che hanno lasciato il borgo dopo la distruzione della provinciale 227. Oggi un traghetto proveniente da Genova è arrivato a Portofino. Qui dapprima ha scaricato le bombole di gas necessarie per sostituire quelle esaurite, dopodiché ha imbarcato le prime 40 auto di residenti rimaste nel paese. I proprietari sono stati trasferiti via mare con traghetto o motovedetta a Santa Margherita Ligure. Da qui, con un pullman, sono stati accompagnati in porto a Genova, dove hanno potuto recuperare il proprio veicolo. Intanto domenica a Portofino si festeggia il titolare della chiesa parrocchiale, San Martino. Alle 11 Don Alessandro Giosso celebrerà la messa. Sabato e domenica si potrà raggiungere il borgo con i battelli in partenza da Santa Margherita Ligure alle 9.30, 11.30, 14 e 16. Il rientro sarà alle 10, alle 12, alle 14.30 e alle 16.30. Il comandante della Capitaneria di Porto, Antonello Piras, assicura i trasferimenti anche in caso di maltempo. La pioggia infatti tiene calmo il mare, spiega, i problemi nascono piuttosto con l'insorgere del vento.